Buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento di questa nostra rassegna di incontri sul tema dei confini, iniziata ormai, diciamo, 3 mesi fa, perché se non ricordo male il primo incontro dovrebbe essere stato del 3 settembre. Dirò qualcosa di conclusivo forse così, non è il migliore degli aggettivi, insomma, qualcosa di riassuntivo, ecco, meglio, sulla nostra rassegna in coda a questo ultimo incontro, dopo che avremo avuto modo di ascoltare, intorno a uno degli aspetti più salienti dell'idea di confine, uno storico illustre che ci onora con la sua presenza questa sera. Mi riferisco naturalmente al professor Nicola Labanca, che è uno dei più autorevoli studiosi dell'espansionismo coloniale. Dunque, quadro brevemente il nostro ospite dicendovi che insegna storia contemporanea e storia dell'espansione europea all'Università di Siena e riassumendo in breve quali sono i suoi, diciamo, principali interessi e filoni di ricerca, vale a dire, innanzitutto, un'attenzione particolare è rivolta al rapporto tra guerra, forze armate e società nell'Italia, otto-novecentesca. Poi, che è il tema su cui ci concentreremo questa sera, la storia politica, sociale e culturale dell'espansione coloniale italiana a cavallo tra l'Italia liberale e il regime fascista. E infine, che è uno dei temi sui quali prima, conversando con il professor Labanca, ho così gettato un piccolo amo per un chissà futuro incontro in presenza a Castelfranco l'anno prossimo, sul tema della guerra totale nel Novecento. Delle sue monografie dedicate al colonialismo italiano, ricordiamo due, insomma, che sono forse le più note, cioè In marcia verso Adua, uscita con Einaudi, credo 91, può essere? 93. 93, ecco, nel 93, e poi Oltremare, storia dell'espansione coloniale italiana, che ha avuto parecchie ristampe e che è stampata con il Mulino, questo nel 2002. Hanno ricevuto queste opere prestigiosi premi, come il premio Acquistoria, il premio Sisco e il premio Cherasco. Ebbene, per quanto riguarda l'incontro di questa sera, noi abbiamo chiamato il professor Labanca proprio per proporci qualche riflessione sul tema dell'espansionismo coloniale italiano, tema che di per sé è utile a una riflessione sul tema dei confini. Quindi il suo intervento ci porterà attraverso le conquiste in terra africana, Eritrea, Somalia, Libia e da ultimo Etiopia, che come è noto appassionarono il pubblico dell'Italia liberale e del regime fascista. Tuttavia, credo che funzionerà così, da come ci siamo preliminarmente confrontati, verranno smontati i messaggi della propaganda colonialista, proprio lavorando sull'idea di un confine in espansione che non è tanto semplicemente un confine da scavalcare o portare più in là, quanto piuttosto da portare in un altrove. Quindi tutto questo risuonerà una domanda, che è la seguente: perché a decenni di distanza è ancora così diffusa una memoria a tal punto indulgente di quella lontana esperienza di dominio coloniale, di quell'esperienza, per così dire, oltre confine. Detto questo, io mi fermo, do la parola al professor Labanca e vi ricordo che potrete interagire al termine dell'intervento del professore usando lo strumento della chat e poi il nostro Luca Antonello dalla regia ci girerà le vostre domande. Professor Labanca, a lei. Grazie, molte grazie per l'invito. Il ciclo che è stato organizzato a Castelfranco e che purtroppo finisce con la relazione di chi vi parla è un ciclo inconsueto e molto ampio, da quello che ho potuto vedere assai ben pensato e
veramente credo la città di Castelfranco possa andare orgogliosa di questa altra produzione culturale che è stata fatta. Ho solo parole di complimento per questa iniziativa, che purtroppo finisce con il sottoscritto, che parla di confine coloniale, cioè parla di colonia. Allora, il direttore che mi ha introdotto ha fatto la domanda: ma bisogna essere indulgenti su questo passato? Se non avessi parlato a me stesso di fronte a un computer, ma se avessimo parlato in un'aula, io avrei occhieggiato qua e là, guardando il pubblico per cercare di capire, ma si sa che cos'è stato il colonialismo italiano, ma si sa che l'Italia ha avuto un impero coloniale, un dominio coloniale, perché il punto, la domanda dal mio punto di vista non è tanto se bisogna essere indulgenti o meno, ma se si sa o non si sa o cosa si sa di questo. E il dubbio dello studioso è che a livello di informazione generale non si sappia molto, non si sappia abbastanza. Certo, quelli che sanno hanno in parte, l'Italia è divisa in tanti modi di pensare, in tanti orientamenti, quelli che sanno, alcuni hanno un atteggiamento indulgente, ma io mi chiedo quanti sanno davvero che cos'è il colonialismo italiano e se l'Italia è stata una potenza coloniale come l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, il Portogallo. Non potendo guardare nei vostri occhi e sapere se voi sapete o meno o intuire cosa sapete o meno, devo andare di fantasia. E intanto qualche informazione, poi vi dirò come ho organizzato il discorso di questa sera. Intanto una prima informazione. Sì, l'Italia dal 1882 al 1943 è stata una potenza coloniale. Quindi in quegli anni uno potrebbe dire allo stesso livello della Spagna o del Portogallo, della Francia o dell'Inghilterra. In realtà anche a quel tempo abbastanza ristretto, se uno ci pensa, dal 1880 al 1940 sono 60 anni di vita. Già a quel tempo la differenza rispetto agli altri domini coloniali europei era immensa, incommensurabile. L'Italia era non solo l'ultima delle grandi potenze imperiali, ma era quella che delle potenze europee imperiali aveva un dominio piccoletto. Con una piccola storia, con una breve storia, niente affatto paragonabile ai portoghesi che già nel 400, all'inizio del 400, solcavano i mari alla ricerca delle Indie, senza nessun paragone con le ricchezze che la Spagna, che si mosse un po' più tardi, alla fine del 400, Cristoforo Colombo, l'America, dicevo le ricchezze che la Spagna trovò, e certamente non paragonabile all'impressionante impero della Gran Bretagna sull'India, il paese più popolato, la colonia più importante nel Settecento e nell'Ottocento. Ecco, rispetto a questi grandi imperi non c'era paragone, ma formalmente dal 1882, cioè da 20 anni, 22 anni dopo la Costituzione in Regno Unitario, anche l'Italia liberale era una potenza coloniale. In XVI, piccoletta, però anch'essa si era assisa al tavolo delle grandi potenze coloniali europee. Quindi questo è un primo informazione. Seconda informazione, dove dominò l'Italia liberale e poi fascista in Africa? Intanto dominò un territorio del Corno d'Africa che si chiamava e si chiama ancora Eritrea, che chiamò, chiedo scusa, e si chiama ancora Eritrea. Dominò su un altro tratto del Corno d'Africa, cioè dell'Africa che guardava ad oriente, dell'Africa orientale, un altro tratto che l'Italia chiamò Somalia, e dal 1911 l'Italia dominò anche
un tratto dell'Africa mediterranea, la Libia, unificando in questo territorio che chiamò Libia le 3 province ottomane della Tripolitania, della Cirenaica e del Fezzan, e poi, cosa inconsueta, perché dopo la prima guerra mondiale nessun'altra potenza europea fece guerre di espansione, e l'Italia, a quel punto fascista, dal 35-36 dominò l'Etiopia, sempre nel Corno d'Africa, fino a che in guerra nel 1943 la sconfitta del fascismo fece perdere all'Italia fascista tutte queste colonie. C'erano anche altri domini coloniali poco ricordati, ancora più piccoli. Dall'inizio del Novecento sino agli anni 30 l'Italia governò una piccola parte della città cinese di Tianjin, o Tianjin, a seconda delle pronunce aveva conquistato quella città all'interno, noi diremmo oggi, di un'operazione militare multinazionale, e lo tenne per quasi 40 anni. Dominò anche, e lo tenne per una trentina d'anni, dal 1911, il Dodecaneso, una serie di isole di fronte alla Turchia, tra la Grecia e la Turchia, che l'Italia liberale occupò appunto per costringere la Turchia, allora l'impero ottomano, a cedere la Libia. Poi, più avanti, l'Italia dominò anche, occupandola, l'Albania, e lo fece dalla primavera del 1939, quando appunto il fascismo occupò l'Albania, un territorio che aveva già dei rapporti stretti con l'Italia, dei rapporti subordinati con l'Italia. Il fascismo lo occupò nella primavera del 39, ben prima che le forze armate di Hitler nel settembre del 39, invadendo la Polonia, scatenassero la seconda guerra mondiale. Ecco, se vogliamo, questi sono i principali punti di riferimento geografici e cronologici per una storia del colonialismo italiano. Potremmo aggiungere anche un'altra informazione, un'altra nozione, una volta si sarebbe detto da Bignami, da piccolo manuale di fattualità della storia. Si potrebbe aggiungere il fatto che l'Italia, a questo punto repubblicana, democratica, tra il 1950 e il 1959-60, aiutò la Somalia a evolvere verso l'indipendenza. Questa amministrazione fiduciaria della Somalia, che era già ormai uno stato indipendente dall'Italia, che non era più colonia italiana, però tornando l'Italia a aiutare a governarla, sembrò ad alcuni un neocolonialismo. Allora, questa è la dimensione cronologica, storica, geografica dell'impero coloniale italiano, una cosa piccola rispetto ai grandi imperi, ma che la propaganda dei governi italiani, liberali e fascisti, fece sembrare come cosa grande, e che entusiasmò molti italiani, quegli italiani che ne vennero a conoscenza, facendoli sentire grandi cittadini europei, grandi cittadini di una potenza europea che aveva anche domini coloniali. Una parte degli italiani, in genere piuttosto piccola, andò in queste colonie e la abitò, principalmente la Libia, un poco anche la Eritrea, ma ospitò al massimo alcune migliaia di italiani fino al 35-36, soprattutto la Libia, che arrivò a contenere anche un centinaio di migliaia di italiani, e l'Etiopia, enormemente più grande, governata dal fascismo dal 35-36 sino al 41, e lì alcune decine di migliaia, se non un centinaio di migliaia di italiani andarono a direttamente colonizzare questo dominio fascista, questo dominio coloniale. Quindi, se si pensa che l'Italia era un paese di 30, 40, 44 milioni di abitanti tra la prima e la seconda guerra mondiale, voi capite che certo non era il colonialismo indiretto dei piccoli domini inglesi che si basavano su appunto un dominio indiretto e su una presenza di pochi
concittadini, di pochi facoltosi concittadini, militari, mercanti, missionari. Non era quel colonialismo indiretto, tant'è vero che si parlò per la Libia e per l'Etiopia di colonialismo italiano demografico, ma non era nemmeno il dominio francese dell'Algeria, laddove 1 milione di francesi si sarebbero recati. Ecco. Quindi, anche dal punto di vista demografico, una piccola cosa rispetto ai grandi domini coloniali, ma una cosa grande per la piccola Italia liberale, per il regime fascista, che fecero lievitare l'immagine di queste colonie nella propaganda. E quindi con queste piccole, brevi nozioni potete più facilmente intendere. Per alcuni saranno stata una ripetizione, chiedo scusa a questi, ma ripeto, non ho la possibilità di vedervi negli occhi e di capire se già questa minima base di partenza informativa fosse a vostra disposizione. Allora, questa storia coloniale, questa storia dell'espansione italiana in Africa, è una storia di confini. E certamente è una storia di confini e rientra nel ciclo perché è una storia di confini di un'Italia che va a piantare i propri confini anche laddove non si penserebbe. La prima guerra mondiale, il nazionalismo liberale risorgimentale, Trento e Trieste, la prima guerra mondiale, la costruzione di confini nazionali ha un significato. È la creazione di confini coloniali e la continua espansione, il continuo tentativo di ampliare questi confini coloniali, prima sbarcando sulle coste, poi internandosi verso l'interno, poi cercando di occupare sempre nuovi territori. E beh, insomma, questa è una storia di confini mobili. Uno potrebbe dire di confini inventati, perché non c'era niente di italiano prima che arrivassero gli italiani in Eritrea, in Somalia, in Libia o in Etiopia, no? Diventano italiane perché gli italiani le occupano e ci impiantano le proprie bandiere, i propri monumenti, i propri confini, costruiscono le case alla fattezza italiana e ci mettono dei monumenti che ricordano le glorie italiane, ma è un confine inventato. Poi diventa un confine forte, poi diventa un confine che gli italiani difendono, per i quali combattono, e un confine che, passando dall'età coloniale, che abbiamo detto era iniziata per l'Europa all'inizio del 400, all'età post-coloniale, cioè quando gli europei tornano via delle colonie, e possiamo cronologizzarla alla seconda metà del Novecento, dalla seconda guerra mondiale in avanti, e beh, quei confini inventati dagli italiani diventano poi cosa solida. Ad esempio l'Eritrea ha stabilito, i cittadini dell'odierna Eritrea hanno stabilito un enorme debito di gratitudine con l'Italia, che ha separato, ha spezzato, ha staccato quel pezzo di terra del Corno d'Africa dall'impero d'Etiopia, o più esattamente dalla confluenza dell'impero d'Etiopia, del Sudan e degli ultimi appendici egiziani, che appunto nell'Eritrea trovavano un punto di confronto. Ha costruito un confine e quel confine in qualche modo è rimasto ancora oggi. Anche il confine della Somalia è rimasto abbastanza vicino al confine coloniale inventato dagli italiani. L'odierna Somalia è composta dalla Somalia italiana e il Somaliland, il britannico e la Somalia francese, che si sono unite nel creare una grande Somalia, ma la parte italiana aveva confini che molto simili ai confini odierni della Somalia, a nord con l'Etiopia e con il Kenya. Pensiamo alla Libia, ai confini della Libia attuale, o più esattamente prima della deflagrazione della Libia stessa nel 2011, erano i confini tutto sommato i confini stabiliti dall'espansione italiana. Quindi confini che durano e per i quali gli italiani combattono nel costruirli e combattono nel difenderli. Ma ragioniamo un po' più
in profondità in questa storia che abbiamo adesso delineata nelle principali caratteristiche cronologiche e geografiche. Intanto poniamoci un problema di confini, no? L'Italia liberale e i suoi confini. Abbiamo detto l'Italia liberale, Castelfranco Veneto, l'annessione del Veneto del 1866, la prima guerra mondiale, Trento e Trieste, insomma tutta quest'area in cui voi vivete, diciamo, ha ben consapevolezza di cosa sia un'espansione, la creazione, un'espansione di uno Stato nazionale a spese di un impero decrepito e multinazionale come quello asburgico, oppressore di nazionalità. Quindi di questo i veneti sanno. Nella creazione di uno Stato nazionale. Ma al tempo di quello Stato liberale lì, qual era il rapporto degli italiani con i confini in generale? Insomma, un attimo prima del 1861, per quanto riguarda i veneti un attimo prima del 1866, insomma, gli italiani mica si muovevano tanto. Gli stati regionali che occupavano l'Italia erano molti, ognuno aveva i suoi confini. Se uno sommasse la lunghezza dei confini dei vari stati regionali preunitari, avrebbe un'Italia, sì, solcata da tanti confini. E uno potrebbe pensare che gli italiani del tempo avessero dimestichezza con i confini. Insomma, sì e no, c'erano questi confini, ma chi mai e quanti mai italiani li attraversavano? C'era una mobilità, evidentemente, si stava creando un mercato economico nazionale, c'era un passaggio di idee fra i vari stati preunitari. I nazionalisti, i democratici, i liberali, i moderati, i cattolici unitari del tempo volevano uno Stato nazionale e quindi anche le idee passavano al di là di questi confini preunitari per creare un grande Stato nazionale. Ma molti italiani, detto questo, molti italiani nascevano e morivano nel loro villaggio e non si spostavano affatto. O si spostavano assai poco. Sì, c'era l'emigrazione che già allora portava molti italiani a livello stagionale dal nord Italia, ad esempio, emigrare verso la Francia, verso l'Austria, verso la Svizzera. Quelli i confini li conoscevano e anche li infrangevano, ma insomma molti altri italiani se ne stavano dentro. Pensate a questa realtà preunitaria e pensate poi alla situazione di cui ho accennato prima, di confini oltremare, di confini addirittura fuori d'Europa, in Africa. Un sogno per molti. Poi nel 1861 e poi con le aggiunte del 66 e del 70 si costruisce uno Stato nazionale unitario. Un grande Stato, non i piccoli stati preunitari, un grande Stato, un'enorme riduzione della lunghezza dei confini, perché spariscono quelli preunitari. Un grande Stato che si forma al tempo dell'età dell'imperialismo. Tra il 1870 e il 1914 si definisce questo periodo età dell'imperialismo. Perché? Perché tutte le potenze coloniali corrono a dividersi quelle parti del mondo che ancora non si erano divisi nei vari imperi coloniali. C'è una corsa alle colonie, in inglese si chiamano uno scramble for Africa, una corsa, una zuffa all'Africa per accaparrarsi, e in questa zuffa lo Stato italiano unitario, con i suoi più ristretti ma grandi più ristretti confini dal punto di vista lineare, no? Chilometrico, ma che tenevano dentro un grande Stato europeo ormai, questo Stato si getta nella corsa coloniale e partecipa, come abbiamo appena detto, nel 1882 compra un territorio in Eritrea, si chiama Assab, poi nel 1885 conquista un'altra cittadina portuale, si chiama Massaua, e da queste due cittadine dell'Eritrea si espande il dominio italiano appunto dell'Eritrea nel 1890 con la capitale Asmara e via andando. Una storia straordinaria per gli italiani del tempo, che ancora
avevano la memoria dei piccoli stati preunitari e adesso si trovano con una prospettiva africana, una prospettiva continentale. L'Italia liberale dà agli italiani, a quegli italiani che ci volevano credere, una grande prospettiva di dominio coloniale, imperiale. L'Italia, appena nata da 20 anni, si siede allo stesso tavolo delle conferenze diplomatiche coloniali come la Francia, come l'Inghilterra, come la Spagna, il Portogallo. Pensate all'orgoglio nazionalistico e poi il sogno di queste zone del pianeta ancora assai poco conosciute. Cosa sapevano gli italiani e gli europei anche dell'interno dell'Africa nella seconda metà dell'Ottocento? I grandi viaggi di esplorazione, i grandi tentativi ovviamente di guadagnare. Le colonie non si fanno solo perché attratti dal sogno di confini sempre più avanzati, si fanno perché si vuole guadagnare in prestigio gli stati, politica di prestigio, o le economie degli stati e i mercati nazionali per sfruttare le risorse economiche delle colonie. Bene, quindi al tempo dell'età dell'imperialismo il grande sogno di una colonia italiana che parte dall'Eritrea e chissà dove andrà, no? Un impero in XVI all'inizio, un impero piccolo, dal confine mobile, ma dotato dal fascino dell'avventura coloniale. Attenzione, dell'avventura, non lo abbiamo detto sino a qui, ma pare abbastanza ovvio, dell'avventura, dell'orgoglio, del miraggio per i bianchi, per gli italiani. Non è detto che gli africani, gli abitanti dell'Eritrea, avessero tutto questo analogo trasporto per gli italiani. E allora dobbiamo incominciare a capire che la storia del colonialismo è una storia di contrasti, una storia di relazioni fra civiltà, tra bianchi e neri, tra bianchi, come era stato nelle Americhe tra bianchi e rossi indiani, e come era stato in Asia tra bianchi e gialli, diciamo così. Una storia di relazioni però conflittuali, relazioni mediate dal dominio. Erano i bianchi che volevano governare e governavano con la loro tecnologia, con la loro economia, con la forza delle loro armi. Erano occupazioni coloniali. Niente affatto baci e abbracci, dominio. Ecco, questa storia coloniale nasce così per l'Italia liberale: sogno e dominio, passioni e forza e violenza insieme. Non è una specificità italiana, tutti i colonialismi sono stati così, chi più, chi meno, ma questa è la storia del colonialismo, della realtà oltremare, no? Un sogno di grandezza e tanta violenza per realizzarla. E questo programma mette insieme sia i governi liberali della sinistra storica di De Pretis, quelli diciamo trasformisti e poi nazionalisti di un Francesco Crispi, e quelli del periodo più liberale giolittiano, anzi sarà Giolitti l'uomo dell'incontro tra liberali e democratici, tra classe dirigente, movimento operaio e sindacale. Fu Giolitti che conquistò la Libia. E non è finita qui. Negli ultimi anni, nel corso del centenario della Prima Guerra Mondiale, si è molto parlato della Prima Guerra Mondiale. E chi ha ricordato in questo centenario che la classe dirigente liberale, mentre parlava di Trento e Trieste, certo, ci mancherebbe altro, ma parlava anche, ad esempio, nel patto di Londra, nel patto fondativo dell'alleanza della Roma liberale con Parigi e con Londra, quando l'Italia uscì dalla Triplice Alleanza, diciamo in quel patto fondativo l'Italia liberale, i governi di destra, diciamo di Salandra e Sonnino, parlavano di Dalmazia, parlavano di Anatolia, parlavano di spartirsi le colonie tedesche, progetti imperiali e imperialistici, niente affatto il nazionalismo democratico mazziniano,
insieme a Trento e Trieste c'era anche l'aspirazione di fare grande l'Italia anche sul fronte coloniale. E poi nuovi confini, con il fascismo che già nel 1922-23 riprende quello che l'Italia liberale aveva iniziato nel 1919-21 e porta ancora più avanti, cioè una espansione interna, potremmo dire, una riconquista, questo è il termine che fu utilizzato al tempo, di territori coloniali interni che l'Italia liberale aveva abbandonato, il cui controllo non riusciva a garantire. Il fascismo vuole ristabilire il dominio interno sulle colonie e sui territori di alcune colonie come la Libia, come la Somalia, i cui territori interni non controllava più. Quindi il fascismo subito si delinea come un regime militare, bellicista, già all'interno delle colonie, e poi soprattutto, questo è noto, si caratterizza per essere un dominio, un regime espansionista, bellicista, e attacca l'Etiopia tra il 35 e il 36. Però qui ci sono anche qui alcuni problemi spesso non ricordati, come nel caso delle aspirazioni imperiali della classe dirigente liberale al tempo della Grande Guerra. Non si ricorda, ad esempio, che quando il fascismo attacca l'Etiopia, spostando di molto avanti i confini dell'Italia coloniale del tempo, attacca uno Stato indipendente, uno Stato che faceva parte della Società delle Nazioni, dell'odierna Organizzazione delle Nazioni Unite, che infatti non può accettare, la Società delle Nazioni, che uno Stato violi il diritto di un altro Stato ad esistere. Qualcuno ricorderà nel 1990-91 Saddam Hussein che esce dall'Iraq e si prende il Kuwait, no? E qui la guerra che ne seguì. Insomma, la stessa cosa fece Mussolini, attaccò uno Stato indipendente e se lo conquistò in una guerra rapida di 7 mesi, ma infranse la legalità internazionale. E infatti, avendo infranto la legalità internazionale, la Società delle Nazioni commina degli embargo, diremmo oggi, delle sanzioni contro l'Italia fascista. E l'Italia fascista, che aveva già abolito la libera stampa, trasforma queste sanzioni legittimissime dal punto di vista del diritto internazionale, anzi tutto sommato blande, le trasforma in un affronto all'orgoglio nazionale d'Italia e mobilita gli italiani del 35-36 a favore della guerra d'Etiopia. E uno storico importante come Renzo De Felice ha detto che la guerra d'Etiopia rappresentò il capolavoro di Mussolini perché il momento più alto del consenso al regime. Allora qui si potrebbe discutere a seconda delle fonti, non so se è stato proprio il momento più alto, ma certo è stato un momento in cui il regime ha trasformato uno scacco internazionale, subire delle sanzioni e degli embargo, in un momento di mobilitazione del consenso interno per garantire i nuovi confini oltremare. Anche qui non si ricorda, ad esempio, che il fascismo scavò un nuovo confine, o forse rafforzò, cementificò un confine antico, proprio dopo la conquista d'Etiopia. Grazie ad un insieme di circostanze, gli italiani ricordano ormai da alcuni decenni, diciamo dal 1988 in poi forse, ricordano e sanno con maggiore precisione dell'importanza e della gravità della legislazione antisemita, della legislazione razziale antisemita proclamata dal regime appunto nel 1938. Non tanti italiani sanno che un anno prima, nel 1937, il regime fascista avviò una decretazione, una legislazione razziale coloniale, punendo, cosa che non era mai
non era mai stato pensato nemmeno dall'Italia liberale, nemmeno nei primi anni del fascismo, si da allora, punendo gli italiani che avessero relazioni di indole coniugale con gli africani. Quindi un bianco non poteva più accoppiarsi con una nera, o nello stesso modo, anche se era più raro, un nero non poteva più accoppiarsi con una bianca, perché sarebbe in corso in un giudizio, in una sentenza, in un processo, una legislazione razziale. Lì il fascismo cementificò, possiamo dire, il pregiudizio razziale, che aveva una storia lunghissima, e contribuì a creare una coscienza razzista fra gli italiani, un confine che c'era già, ma che fu cementato proprio dal fascismo. Il fascismo però perde delle sue guerre nel 1943, l'Italia purtroppo conosce un confine interno che non conosceva dal 1861, perché l'Italia è spezzata in due, in parte occupata dai liberatori anglo-statunitensi, in parte occupata dalle forze naziste della Germania hitleriana. Il Regno del Sud contro la Repubblica Sociale Italiana di Salò si confrontano tra il 43 e il 45, mentre nei monti e nelle città del nord sale una resistenza antifascista. Mentre succede tutto questo, le colonie italiane sono perse. I coloni devono tornare, i soldati che si trovavano nelle colonie per garantire i confini sono fatti prigionieri, è la fine delle colonie italiane. Alla Costituzione della Repubblica nel 1945-46 e al momento della elaborazione di una Costituzione entrata in vigore nel gennaio del 48, a quel tempo la classe dirigente repubblicana, democratica, antifascista, e cioè fino al 47 quella classe politica che insieme stava al governo, comunisti, socialisti, democristiani, repubblicani, liberali, che tutti azionisti, che tutti insieme stavano al governo dal 45 al 47, cominciarono a pensare cosa fare delle vecchie colonie, e alcuni sobillati, sostenuti dalla burocrazia coloniale, cominciarono a chiedere la restituzione all'Italia delle colonie, di tutte o almeno di una parte, della Libia o della Tripolitania, e finì che giustamente direi le potenze vincitrici della guerra, le potenze antifasciste, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Francia negarono all'Italia post-fascista di riprendersi le colonie d'un tempo e diedero ad essa solamente, come abbiamo già detto all'inizio, l'amministrazione fiduciaria della Somalia. Dei tanti confini coloniali ne rimase solo uno fra i più poveri e fra i meno entusiasmanti, ma almeno la burocrazia coloniale, che non mancava al tempo del fascismo, poté in qualche modo riconvertirsi in parte, perché non serviva più quella grande burocrazia coloniale un tempo, ma insomma un po' durò ancora fino al 1960 e alla indipendenza della Somalia. Ma questo cosa vuol dire? Qual era quel tempo? Quello era il tempo della decolonizzazione. Tutti i paesi europei in quegli anni, tra il 45 e il 60, persero le proprie colonie, massimamente quelle africane. E nel perderle si divisero le opinioni pubbliche, i partiti politici in quei paesi si divisero a favore e contro la decolonizzazione. Questi grandi dibattiti aiutarono una riflessione sul passato coloniale, che in Portogallo e in Spagna era di secoli e in altri paesi era più breve, ma tutto questo discussione, pensate in Francia, le polemiche sulla guerra d'Algeria, ma anche in Gran Bretagna sulla decolonizzazione del Kenya o di altre colonie africane o dell'India, tutte queste discussioni accalorate, politiche, diciamo così,
produssero una divisione degli europei, ma anche una rielaborazione del proprio passato. In Italia quella rielaborazione non ci fu, perché l'Italia non aveva niente da decolonizzare, aveva perso le sue colonie, la Somalia era una piccola cosa a quel tempo, e quindi non ci fu un dibattito sul colonialismo, e gli italiani che avevano vissuto prima dello Stato unitario nell'atmosfera dell'Europa coloniale, anche se non avevano colonie, perché piccoli stati preunitari non avevano la forza, che avevano vissuto al tempo dell'età dell'imperialismo, al tempo del fascismo, una grande emozione coloniale, ecco, anche se l'impero era in XVI, quegli stessi italiani al tempo della Repubblica non riuscirono, non ebbero occasione, non furono stimolati a cambiare la propria mente, a decolonizzare la propria mente. E quindi molti stereotipi razzisti, razziali, coloniali, che venivano da una lunga storia europea, che venivano da una pratica di 6 decenni di dominio coloniale, rimasero nelle teste degli italiani, o dimenticati, o un po' come delle mine che stanno sottoterra, pronte a esplodere se uno ci passa sopra, pronto a esplodere a contatto. Ecco, quegli stereotipi rimasero sotto pelle negli italiani non decolonizzati negli anni 50 e 60, perché negli anni 50 e 60 non ci fu nessun dibattito sulla decolonizzazione italiana, che era già avvenuta. Cosa rimane oggi di tutto quel passato? Tante cose sono cambiate, ovviamente. L'Italia non è più un paese coloniale, l'Italia sta dentro i suoi confini, però tutto il resto del mondo è stato in movimento. E dagli anni 70, ad esempio, e ancor più dagli anni 90, una forte migrazione di popoli si è messa in movimento, già dagli anni 70, e ancor più con la fine del bipolarismo, la fine della guerra fredda, con l'implosione dell'Unione Sovietica, con lo sfaldamento dei regimi di tipo sovietico nell'Europa orientale, dall'est Europa e dal sud del mondo, popoli si sono messi in marcia per cercare soluzioni di vita migliori. E quindi quel confine che era stato per alcuni decenni laggiù, lontano, coloniale, ha cominciato a spostarsi, e l'Africa è ormai qui, l'Asia è ormai qui, l'Europa orientale è ormai qui. È questo un fenomeno che noi possiamo arginare o addirittura arrestare? No, è un fenomeno storico enorme che crea problemi principalmente a chi deve muoversi, a chi deve lasciare casa propria, evidentemente, ma che crea problemi anche qui in Europa fra gli italiani, che però va governato, non può essere ignorato né può essere arrestato, deve essere governato. Deve essere governato perché diciamo l'Europa non è più oggi l'Europa di allora, non è più l'Europa dei 30 anni gloriosi dal 45 al 73 in un'enorme crescita economica. L'Italia in particolare è un paese a lentissima cresce l'economia, quasi a ristagno, qualcuno dice persino a declino, e quindi nel momento in cui ha bisogno di manodopera a basso costo, e nel Veneto, diciamo così, nel nord-est, non è che manchino gli utilizzi delle popolazioni e dei migranti a basso costo rispetto agli italiani, no? Però mentre che ha bisogno di queste manodopera a basso costo, in realtà ha difficoltà a trovare lavoro per gli stessi italiani. Ma è un problema, è un fenomeno storico che abbiamo di fronte a noi e che andrà governato. Purtroppo gli italiani affrontano questo problema ancora talora con una mentalità coloniale, non hanno fatto la decolonizzazione delle proprie menti, e questo crea un problema. C'è poi un altro problema, che i nostri spazi urbani sono ancora spesso quelli del tempo coloniale e non quelli di una realtà di un paese post-coloniale.
molte città hanno, e sono sicuro anche le città del Veneto, hanno piazze o vie che rinviano a Adua, a Tripoli, a Lambaradam, a località coloniali. Non hanno quasi mai, io vorrei dire mai, ma per certezza dico quasi mai, non so, una piazza Johannesburg, una piazza Algeri, un corso Kinshasa, un corso Addis Abeba, che sono le grandi città africane. No, noi abbiamo i nomi delle piccole città coloniali d'Africa, governate dagli italiani. Quindi credo che dobbiamo decolonizzare anche i nostri spazi urbani. Abbiamo monumenti coloniali che vanno benissimo. Io non sono per abbattere i monumenti, mi sembra una sciocchezza, anche se i monumenti possono essere spostati o ridimensionati, però non abbiamo monumenti post-coloniali, no? Non abbiamo monumenti all'interazione pacifica tra italiani e africani. Come dire, se andate a Parma e uscite da Parma, trovate una gigantesca statua all'esploratore Bottego, non trovate una statua alla presenza dei somali in quella città. Se scendete dal treno a Roma, alla stazione Termini, scendete in piazza dei 500. E chi sono quei 500? Sono i 500 che erano morti a Dogali nel 1887 in una battaglia coloniale. C'è anche un monumento che lo ricorda, ma a Roma non abbiamo un museo coloniale critico e non abbiamo soprattutto un monumento o una piazza, ripeto, intitolata alle grandi realtà africane o asiatiche. E se andate a Napoli trovate la mostra delle terre d'oltremare, se andate a Bari trovate il Sacrario d'oltremare, vedete tanti luoghi coloniali che io non credo si debbano abbattere, ma basterebbe mettere una targa esplicativa da un lato e dall'altro lato dire, chiamare qualche artista e mettere un buon monumento. Poi l'opinione pubblica si scandalizza se ad una brutta statua raffigurante Montanelli qualche giovane butta imbratta con un colore. Insomma, diciamo così, non è che quella statua sia fatta da Michelangelo, eccetera, ma probabilmente non è lì il punto. Il punto è Montanelli, voi sapete, fu un volontario a quel tempo fascista e poi memorialista, perché scrisse un libro sulla sua esperienza del 35-36 ed ebbe degli intercorsi personali con una giovane africana, molto giovane, una quasi ragazza africana. Questa la sensibilità odierna, diciamo così, fa discutere. Però io non credo che la soluzione sia quella di imbrattare il monumento. Forse bisognerebbe fare un monumento alle donne d'Africa, ecco, chiamando un buon artista africano a farlo. È una grande città come Milano, penso, potrebbe farlo. Allora avremmo, diciamo così, un contributo alla decolonizzazione delle menti e dei confini. Ripenseremmo ai confini che sono stati italiani e coloniali in modo nuovo. Perché attenzione, noi italiani, credo in gran parte, ignoriamo la storia coloniale italiana. Non vorrei colpevolizzare gli italiani che tutti pervicacemente vogliono orgogliosamente ricordare in maniera nazionalistica il passato coloniale, semplicemente non lo sanno. O confidano che gli italiani dovunque sono brava gente. Non è sempre così, ecco. Allora noi non sappiamo il nostro passato coloniale, ma le donne eritree, le donne somale, le donne africane e anche le donne o gli uomini che vengono da altre parti d'Europa sanno del passato coloniale italiano. In particolare, ovviamente, le donne d'Africa, gli uomini d'Africa sanno del passato coloniale italiano e sanno qualcosa che noi italiani non sappiamo. Allora, è il momento di decolonizzare le menti, decolonizzare i luoghi con massimo rispetto, perché molti credettero a quella espansione, massimo rispetto storico, ma ricomporre, ripensare quel confine che ormai non è più fisico, ma è mentale, che sta nella odonomastica, nei nomi delle strade, sta nelle nostre città
e potremmo cogliere l'occasione e fare un'opera di incontro di civiltà e non riproporre di nuovo oggi un confine coloniale tra noi e gli altri, che sarebbe veramente una riproposizione antistorica. Il colonialismo è finito per tutta l'Europa. Riproporlo oggi, non fisicamente, ma nei pregiudizi e nella mente, vuol dire veramente essere uomini e donne di un altro tempo, essere arretrati, essere fuori tempo. Di tutto l'Italia di oggi ha bisogno, tranne che essere fuori del suo tempo. Allora, un piccolo contributo alla riflessione sui confini può venire anche da questa storia coloniale che io credo sia più dimenticata e ignorata che conosciuta, e se qualcuno ancora continua a risolverla con gli italiani brava gente, dice solo una parte della realtà, perché come in tutte le nazioni ci sono molti bravi genti e molti mala gente, quindi non ce n'è solo di un tipo. È il momento di ripensare ai confini fisici coloniali di un tempo, mettendo mano ai confini dei pregiudizi coloniali che ancora operano entro di noi, e cercare di abbattere questi confini e questi pregiudizi. Sarebbe il tempo ormai, dopo il 1943, sono passati quasi 80 anni, sarebbe un tempo più lungo che lo stesso dominio coloniale italiano, sarebbe tempo ormai di rimuovere le macerie di questi stereotipi, di questi confini mentali che ancora circolano purtroppo fra gli italiani e le italiane d'oggi. Vi ringrazio. Grazie, professor Labanca, anche perché espandendo, diciamo, l'osservazione al periodo, diciamo, dell'Italia liberale fascista, anche al di là dell'oltremare, ha fatto vedere altri confini operanti in quel momento storico, e soprattutto con quest'ultima parte, riportandoci al tempo presente, che è uno degli scopi per cui noi abbiamo cercato di avviare questa riflessione sui confini. Io chiedo a Luca se ci sono state delle domande, degli interventi. Ok, quindi no, io avrei così, sentendo quest'ultima parte della relazione del professor Labanca, mi è venuto in mente un libro che mi piace moltissimo, che mi è piaciuto moltissimo, che è Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, che è uno sguardo, cioè, porta proprio dentro la società proprio coloniale dell'ultima fase del colonialismo fascista. E così volevo fare questa domanda, io ho in mente uno dei capitoli di Oltremare che mi sono piaciuti di più, che è appunto quello relativo alla società coloniale, no? Al costituirsi oltremare di questa società particolarissima. Se in poche battute volesse così ragguagliarci un minimo su quella società particolare, le sarei grato. Sì, molto rapidamente posso dire questo, che tutti i domini coloniali europei si fondano sulla creazione di società coloniali nei luoghi di espansione. Ogni società coloniale è diversa dalle altre, perché è diversa la nazione coloniale di espansione ed è diverso il territorio dove gli europei si sono espansi, dove l'incontro coloniale ha avuto luogo. È evidente, ad esempio, per chiarire quello che ho detto, che l'Algeria mediterranea non è la Namibia interna e non è l'India di Calcutta e Bombay. Quindi ogni società coloniale è diversa, perché si incontrano popoli diversi in luoghi diversi. Quindi non esiste neanche una società coloniale italiana, perché diverso era il tipo di interazione che si ebbe tra africani e asiati e italiani in Eritrea,
luogo di altopiano, ovviamente insieme al bassopiano alla costa, rispetto, ma coltivabile, rispetto alla Somalia, assai meno coltivabile e molto più sabbiosa e desertica, per non dire la differenza fra la società coloniale italiana in Eritrea, da quella in Somalia, da quella in Libia, con le grandi città di Tripoli, Bengasi, Derna e Misurata e poche altre, e con un interno anche qui desertico, fatto salvo l'altopiano del Jebel Cirenaico, del monte Cirenaico. E anche questa è diversa dalla sterminata Etiopia, con tutte le sue diversità regionali. In questi giorni leggiamo che l'Etiopia è dilaniata di nuovo da un conflitto interno, e quindi anche chi legge i giornali forse sa le differenze tra i territori Amara centrali dell'impero, il Tigre settentrionale e così via. No, ogni società coloniale è diversa dalle altre. Però la società coloniale c'è, e quella italiana fu caratterizzata in prevalenza, soprattutto in Libia e in Etiopia, da questa presenza demografica, cioè da non pochi italiani, ma da alcune migliaia, decine di migliaia di italiani. E quando le colonie si fanno demografiche, dal punto di vista europeo, vuol dire che ci vanno non solo i pochi missionari, i pochi militari, i pochi mercanti, le 3M del colonialismo, non ci vanno solo questi pochi personaggi che si avvantaggiano in un modo o nell'altro delle colonie, ci va anche la povera gente. Questa povera gente in Francia si chiamano petit blanc, i piccoli bianchi, in Gran Bretagna si chiamano poor whites, i poveri bianchi, o i bianchi poveri se vogliamo, e in Italia non hanno un nome, si chiamano coloni, e sotto questa etichetta di coloni c'erano i grandi colonizzatori, i grandi proprietari di terre africane, i grandi concessionari, e c'erano quegli italiani che avevano lasciato il Veneto, il Sud Italia e le tante regioni d'Italia che alimentavano una immigrazione coloniale verso appunto l'oltremare. Questi italiani che avevano lasciato il loro piccolo appezzamento in Italia per andare a lavorare un altro piccolo o poco più grande appezzamento in Africa. Quindi italiani poveri anche nelle colonie, non nelle grandi città, non solo i grandi commercianti, ma anche gli artigiani, gli operai, gli umili commessi. Ecco, il colonialismo demografico italiano è fatto di queste poor whites e di questi petit blanc italiani. Questo che cosa comporta? Comporta che tante cose. Una di queste voglio menzionare, che se l'ultimo dei contadini, l'ultimo dei popolani o dei proletari, sottoproletari urbani dell'Italia liberale fascista va in Africa, lascia un'Italia in cui è l'ultimo e va in Africa in cui non è più l'ultimo, perché sotto di lui ci stanno gli africani. E quindi lui vive una promozione sociale che il suo paese non gli darebbe. Il confine coloniale promuove anche gli ultimi, i vinti italiani, e questo crea problema perché è la base sociale ed economica della creazione di una serie di stereotipi o del mantenimento di una serie di stereotipi razziali e coloniali anche fra gli italiani che non guadagnarono quasi niente dalle colonie. Sì, forse guadagnarono una vita migliore, più agiata, un poco più agiata negli anni in cui furono lì, ma quando l'Italia fascista perse le colonie, essi tornarono in Italia con le stesse valigie di cartone, potremmo dire, con i quali avevano lasciato il proprio paese. Pochi si avvantaggiarono in maniera significativa del colonialismo italiano per una serie di ragioni, territori poveri, eccetera, scarso capitale di partenza, per una serie varia di ragioni. Ma quello che voglio dire è che nelle colonie demografiche, che in particolare nel colonialismo italiano, c'è anche una vena di colonialismo popolare
di cui va tenuto conto e che crea un intreccio un po' complicato. Il razzista non è solo il grande concessionario, il grande capitalista, il grande mercante, no? Il razzismo alligna anche tra questi petit blanc italiani, tra questi poor white italiani, e questo al momento della decolonizzazione comporta una serie di pasticci che la mancata decolonizzazione delle menti al tempo della Repubblica, diciamo così, di nuovo cementa. Se si pensa che anche le sinistre dopo il 1945-48 richiesero la tutela dei diritti del lavoro italiano in Africa, questo era lo slogan, però era un lavoro che era un lavoro coloniale. Non si mobilitarono per i diritti del lavoro eritreo o libico o somalo, si mobilitarono per i diritti del lavoro italiano in Africa, e dal loro punto di vista fecero una campagna anche giusta. Perché? Perché i governanti dimenticavano questa dimensione popolare, no? Però capite gli intrecci, le complicazioni che una mancata decolonizzazione delle menti può creare e quanti strascichi può lasciare nei decenni successivi. Ecco. Se oggi viviamo un momento intricato, lo dobbiamo anche a questo. Insieme al romanzo Tempo di uccidere di Enno Flaiano, appena ricordato, io suggerirei una lettura, un libro piccolo, purtroppo credo non più ristampato, edito da Einaudi. La autrice si chiama Paola Tabet, 5 lettere, Paola Tabet. Il titolo era magnifico, La pelle giusta, uscito nel 1997, e non è un libro sul colonialismo, ma ci aiuta a capire il colonialismo e ci aiuta a capire l'Italia di oggi. Perché che cos'è la pelle giusta? La Tabet, un'antropologa, fa un'inchiesta negli anni 90, quindi a 40 anni dalla fine delle colonie. Negli anni 90 fa un'inchiesta e fa scrivere a migliaia di bambini delle scuole, una ricerca importante durata anni, dei pensierini, scuole elementari, massimo scuole medie, dei pensierini, delle piccole composizioni che dovevano rispondere a questo titolo, che oggi potrebbe fare un problema per un italiano democratico evoluto, per altri no. Ma insomma, il titolo della composizione del Timino era Se i miei genitori fossero neri. Per un bambino degli anni 90, quindi nato alla fine degli anni 80, degli anni 90, non era un'esperienza comune. E allora nei temini, nei pensierini dei bambini, che scrivono quello che sanno, cioè quello che vedono e quello che sentono nelle famiglie, quello che hanno sentito dire in casa, riescono fuori nella prima metà degli anni 90 tutti gli stereotipi coloniali che non erano mai stati sradicati. Se i miei genitori fossero bianchi, un bambino dice, mi andrei subito a lavare. Se i miei genitori fossero neri, andrei subito a lavare. Se i miei genitori fossero neri, un altro scrive, avrei paura. Se noi non capiamo che quei bambini nati negli anni 90 o alla fine degli anni 80 sono poi quelli che hanno votato nella Repubblica negli ultimi 20 anni, noi non capiamo le conseguenze del passato coloniale. Come vi ho detto, non è un libro sulla storia del colonialismo, però è un libro sulla persistenza dell'eredità del colonialismo anche in un'Italia democratica, liberissima, che forse nemmeno sa che cosa erano le colonie. Certo non lo sa nel dettaglio, però come bombe, come mine sottoterra, lo stereotipo sta là, scava e esce fuori quando qualcuno ci mette il piede sopra o quando si vede un nero o una nera, che poi potrebbe essere un cittadino nato in Italia, cioè no, o non può essere un cittadino, che può essere uno nato in Italia a cui l'Italia ancora nega la cittadinanza oggi. Però questi stereotipi allora c'erano. Mi auguro che tanti dei bambini, a migliaia, che fecero quei temi studiati da Paola Tabet, poi il volume del 97
nel nostro XXI secolo, nei 20 anni del XXI secolo abbiano imparato a cambiare opinione e chissà, abbiano sposato forse un ragazzo nero o una ragazza nera. Questo sarebbe il superamento definitivo del passato coloniale. Me li vuole leggere più di una, così le guardo di metterle un po' insieme eventualmente, se ci sono più di una. Va bene, farò dei telegrammi su queste importanti domande che rinviano a temi molto grandi e importanti. Parto dall'ultima. Che immagine ha l'Italia presso le popolazioni che 8 decenni fa, sino ad 8 decenni fa, erano italiane? Diciamo con rammarico, lo dico da studioso, non abbiamo degli studi precisi su questo, sia perché talora questi paesi sono zona di conflitto, pensiamo alla Libia e anche la Somalia non se la passa benissimo, e l'Eritrea è lì a un passo dall'Etiopia, dilaniata fra la guerra adesso interna tra Amara e Tigray. Insomma, non è facile fare degli studi seri, ecco. Se dobbiamo parlare da studiosi seri, se dobbiamo parlare da pubblicisti è un altro discorso, ma se dobbiamo parlare sulla base di riscontri scientifici seri, possiamo dire non lo sappiamo. Bene, quello che sappiamo un po', perché non è che non sappiamo niente, è che queste popolazioni locali hanno quantomeno, come si dice in inglese, un mixed feeling, un sentimento misto. Alcuni si rendono conto che i problemi loro attuali sono legati anche, non solo, attenzione, non solo, ma anche alla presenza coloniale italiana. Quando gli italiani vanno via dalla Libia, lasciano, se non vado errato, 16 medici. Una popolazione di 1 milione e più di abitanti con 16 medici. Non è molto. Perché? Perché i medici erano italiani. Gli italiani non avevano nessun interesse, e i medici italiani non avevano nessun interesse a far crescere dei medici libici. Quando gli italiani vanno via dalla Libia, le scuole sono insignificantemente poche. E allora, se mancano le scuole, se mancano i medici, non si crea una classe dirigente locale. Se la classe dirigente locale non si crea, e allora è più facile che il paese venga dilaniato poi da guerre civili. Attenzione, la guerra civile in Libia, in Etiopia, in Somalia non è causata dagli italiani. Però gli italiani del tempo coloniale ci hanno messo del loro a non far evolvere, a non far civilizzare, a non, come sto usando parole del tempo, a non far crescere una classe dirigente locale. Quindi l'Italia, e questo le popolazioni locali lo sanno e lo capiscono bene. Quindi per un verso possono avere riconoscenza per alcune cose che sono state fatte, per altri versi assolutamente no. Qualcuno tira fuori sempre in questi dibattiti, ma l'Italia ha portato le strade, ha portato le chiese, forse ha portato più chiese che strade, ma insomma ha portato le strade. Certo, ha fatto la litoranea libica, diciamo, che collega, se vogliamo, la costa libica dalla Tunisia all'Egitto. Il fascismo si è molto impegnato in questo, ma l'ha fatta in maniera disinteressata perché voleva regalare una bella strada asfaltata ai libici, oppure forse perché serviva a fare la guerra all'Egitto da un lato e alla Tunisia, all'Egitto inglese a oriente e alla Tunisia francese a occidente. Cioè la strada coloniale
non era fatta solo o soltanto per i libici, per i sudditi coloniali, era fatta per gli interessi dei colonizzatori. Allora, questo le popolazioni locali lo sanno bene e quindi guardano a noi con un sentimento misto. Non voglio dire che ci odiano, non voglio dire che ci amano, perché mi pare difficile, però certo un sentimento molto misto e con molte critiche lo hanno. La decolonizzazione non è avvenuta per volontà? Sì e no. Diciamo che pochi si sono impegnati deliberatamente a far decolonizzare la mente degli italiani. Qualche storico si è impegnato a raccontare le storie, e ad esempio Angelo Del Boca ha fatto molto per far ricordare queste storie e ha subito attacchi spietati negli anni 60 e 70. Poi dopo è stato un po' incorporato, non da tutti, ma un po' incorporato nel pantheon italiano. Ma pochi si sono impegnati, i governi non si sono impegnati molti, i governi non volevano aver fastidi. E quando qualcuno diceva, qualcuno etiopico, ci restituite l'obelisco di Axum, l'Italia, per non aver fastidi, non credo per deliberata volontà colonialistica, anche, ma non solo per quello, ha ritardato sino al 2005. Gli etiopici lo chiedevano dal 47, dal 49. E l'Italia ha restituito nel 2005 l'obelisco di Axum. Possiamo dire non ha fatto in fretta, ecco. Mentre l'Italia aveva tutte le tecnologie, se avesse voluto, per restituirlo, l'Italia ha fatto, gli italiani, le imprese di costruzione italiane hanno fatto dighe straordinarie in tutta l'Africa, hanno fatto lavori pubblici straordinari, potevano benissimo riportare un obelisco. Ecco. Lì c'è stata la volontà politica e poi c'è stata la volontà deliberata di non ricordare un passato complesso, perché pensate ad esempio il sostegno che ha portato la Chiesa Cattolica all'espansione coloniale. Ecco, insomma, il colonialismo prometteva di portare diciamo, la religione cristiana cattolica anche in Africa, no? La conversione, i missionari, c'era un'adesione pressoché totale. E poi con il Concilio Vaticano II tutto questo è finito. E allora anche per la Chiesa Cattolica, anche per i cattolici, ricordare il colonialismo era una cosa complessa, complicata, e allora per non aver fastidio si è dimenticato tutto. E quindi arrivo all'ultima domanda, quella sui confini. I confini attuali certo hanno aiutato, avrebbero dovuto aiutare a ricordare i confini coloniali di un tempo, perché i confini coloniali degli stati africani, degli stati asiatici, in gran parte sono ancora i confini coloniali che delimitavano i territori delle potenze coloniali, francesi, inglesi, tedeschi. Però c'era qualche problema, perché ad esempio popolazioni della stessa etnia noi le troviamo nella Somalia italiana, in Kenya, oppure della stessa simile etnia le troviamo in Eritrea, in Sudan, e le popolazioni arabe del Sahara passavano i confini, pensate ai berberi, passavano i confini tra la Libia italiana, l'Algeria e la Tunisia francesi per loro interesse. Fu il confine coloniale a spezzare, a cercare di ostacolare questi movimenti. Ecco, diciamo che i confini degli stati di oggi, che nessuno vuole mettere in discussione, potrebbero rappresentare una spinta anche a ripensare quanto il colonialismo ha fatto nello spaccare, nel separare le popolazioni. Pensate solo al Medio Oriente o pensate all'India con la separazione tra India e Pakistan, con il mescolamento di popolazioni di fede islamica o di fede induista dentro l'India. Insomma, il confine coloniale può essere ripensato. È un po' come i monumenti, non necessariamente uno deve buttarlo giù, ma può metterci una targa accanto e spiegare meglio che cos'era e perché è stato creato quel confine. Insomma. Bene.
Sì. Allora, uno dovrebbe superare la modestia e ricordare anche le cosette che ha fatto lui. Io partirò dagli altri, diciamo così, ci sono storie delle singole colonie italiane, della Libia, per esempio, di Federico Cresti, dell'Eritrea, della Somalia, ci sono libri sulle singole colonie. Direi, per brevità, rimanderei all'opera in 6 volumi, però appunto è un po' ampia, ma dettagliatissima e ancora utilissima, di Angelo Del Boca, 4 volumi sulle colonie italiane del Corno d'Africa e 2 volumi sulle colonie della Libia. C'è stato anche un tentativo da parte degli storici africanisti di fare un libro dal punto di vista africano, sostenevano, delle colonie italiane, però in realtà non è stato felicissimo, sembrava un po' un riassunto di Del Boca, quindi allora è meglio tornare all'origine, anche se è vero, manca in Italia un buono studio di come le diverse popolazioni dell'Africa hanno guardato al colonialismo italiano. Questo manca, ma io comprendo le difficoltà dei colleghi africanisti che, diciamo così, lavorare in paesi ancora travagliati da guerre civili, qui è difficile fare ricerca, insomma, è complesso, c'è una ragione. E poi in fondo, se proprio ha del tempo da perdere, suggerirei il mio Oltremare, che è uscito nel 2002 e che ancora sta nelle librerie, quindi diciamo vende sempre tutti gli anni, e che è un tentativo di una sintesi in un unico volume, organizzato sia su questioni cronologiche sia su questioni tematiche. Ecco, il mio lo consiglio all'ultimo, però non posso non ricordarlo. Penso proprio, essendo il 2002 un po' lontano, che l'anno prossimo mi metterò a rilavorarlo e a riscriverlo, riaggiornarlo, ritagliarlo un po', in modo che 20 anni dopo possa uscire una seconda edizione. Ma insomma, questo è uno scoop, che ho una minaccia, ecco, che vi faccio. Bene. Dunque, a me a questo punto non resta che da ringraziare ancora il professor Nicola Labanca e da chiudere un momento la porta di questa rassegna, a dir la verità in maniera molto, molto veloce, fondamentalmente ringraziando tutti coloro che in questi mesi ci hanno seguito, hanno partecipato ai nostri incontri, poi esprimendo l'auspicio che questi incontri possano essere serviti a qualcosa, quindi a comprendere meglio come l'idea di confine sia uno snodo centrale, cosa peraltro emersa questa sera più che bene nelle riflessioni del nostro tempo. Confine naturalmente da intendersi nelle varie fattispecie che abbiamo toccato, confini culturali, politici, sociali, militari, ambientali e via dicendo. E spero dunque che lo scopo del ciclo di incontri confini non confini possa ritenersi centrato e che siano uscite dimostrate in particolare le insidie che possono conseguire da un'interpretazione strumentale, in qualsiasi direzione venga spinta, dell'idea di una linea che possa aspirare a dividere o a riunire i pezzi sparsi del reale. Dunque, io vi saluto veramente e vi aspettiamo l'anno prossimo per il prossimo ciclo di incontri di storia organizzati dalla Biblioteca Comunale e dall'Archivio Storico di Castelfranco Veneto. E ringrazio ancora una volta il professor Nicola Labanca. Grazie a voi e mille auguri. A presto, arrivederci, grazie ancora.